Il Ragusa fa festa al Fresina di Sant'Agata Militello, batte il Mazzara e conquista la sua prima Coppa Italia di eccellenza. Alla formazione azzurra è bastata la rete siglata al settimo del primo tempo da Belluso per avere la meglio della squadra canarina, arrivata all'appuntamento con diverse assenze e alzare al cielo l'ambito trofeo. In una partita che non ha regalato emozioni e comunque l'11 di Raciti a provarci dopo 3 minuti con il sinistro di Godino che chiama Pizzolato alla parata. Al secondo tentativo però il Ragusa passa quando, al minuto 7, Belluso con una precisa conclusione da fuori area supera il portiere, facendo così Mazzara 0, Ragusa 1 e gioia incontenibile per l'attaccante in maglia numero 9, sommerso poi dall'abbraccio di tutti i compagni. Per Belluso si tratta inoltre della 7ª rete stagionale. La formazione Iblea tenta di chiudere i conti e subito dopo il colpo di testa dello stesso Belluso sul cross di Messina si perde di poco alla destra del portiere. Poi il Mazzara tenta la risposta e sul finire di frazione la zuccata di Bulates non sortisce l'effetto sperato. Nella ripresa approccia meglio la squadra di Domenicali che spinge alla ricerca del pareggio, ma il sinistro dell'Am Rui dopo 2 minuti non inquadra lo specchio della porta. Al 52esimo il Ragusa perde per infortunio il suo uomo migliore Giuseppe Grasso che si fa male mentre calcia e mister Raciti è costretto a gettare nella mischia battaglia. Nonostante ciò gli azzurri la potrebbero chiudere al 73esimo con Cacciola che dopo una bella triangolazione con Maimone strozza troppo il sinistro che si perde sul fondo. Insiste la squadra di Raciti all'88esimo il portiere del Mazzara Pizzolato si prende un bel rischio uscendo dalla propria area, palla al piede, ma gli azzurri non riescono ad approfittarne. Poi dopo 6 minuti di recupero concessi dal signor Gamba Curta di Enna può scoppiare la festa in casa Ragusa che mette in bacheca la Coppa Italia regionale ed accede così alle fasi nazionali dove incontrerà nel primo turno i calabresi dell'Ocri. Se la siano meritata al 100% per quello che hanno fatto vedere in campo. Onore va pure al Mazzara, grande squadra, grande organizzazione, ma lo sapevamo. È uscita fuori una bella partita, è uscita fuori una grande partita dove noi per l'ennesima volta siamo fatti trovare pronti e non era facile. Sembra che per squadra si appaghi, no? Però ha sempre voglia di vincere e già questo è importante. Non abbiamo rischiato niente, siamo sempre soli, sempre compatti, ma questo credo che sia oggi il nostro pregio migliore da parecchi mesi, quindi dobbiamo sfruttare qualche occasione, anche se loro sono una squadra che non concedono tante occasioni, era importante comunque sbloccare la partita, ci siamo riusciti ed è finita nel miglior modo possibile. Ottima organizzazione, ottimo gioco e grande società. Venga a ripetere, il merito è dei ragazzi, della società e del nostro mister. E comunque io le polpette le faccio e me li mangio. Penso dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto, soprattutto perché penso che ce la meritiamo. Abbiamo fatto una buona gara secondo me, peccato non l'abbiamo chiusa, però con le denti l'abbiamo portata a casa e l'abbiamo spuntata, dai. Adesso è il momento di continuare l'ambita Coppa stagione 2021-2022. Se lo giudica il Ragusa! Tutta la squadra ci ha creduto fin dall'inizio, è stata una partita tosta, un buon Mazzara, una grande squadra, ho visto da parte loro, ma noi siamo stati più bravi e alla fine ci siamo portati la Coppa a casa, che era quello che volevamo. Questa vittoria innanzitutto la dedichiamo ai tifosi e a tutta la dirigenza che fino ad oggi ha fatto un lavoro spettacolare e facciamo di tutto per portare in alto i colori del Ragusa Calcio e il nome del Ragusa. Quindi continuiamo così, siamo sulla buona strada e speriamo di vincere sempre e andare dove meritiamo.
arrivati fin qua con la voglia di vincere, di portare a Ragusa un risultato storico per la nostra città, perché non era mai stata vinta una Coppa di Eccellenza, e siamo molto felici e soddisfatti della grandissima vittoria di oggi. Ritorneremo a pensare a quello che è il nostro obiettivo da inizio stagione con il massimo impegno, la massima concentrazione che ci ha contraddistinti finora. È doveroso, credo, dedicarla al gruppo dirigenziale che comunque ha iniziato questo progetto, quindi parlo da Enzo Appiano, Manuele Di Stefano, Martino, Carmelo e poi tutte le persone che per bene, persone grandi che hanno fatto sì che questo progetto comunque riuscisse, perché oggi comunque festeggiamo una Coppa, ma credo che oggi la forza più grande, la vittoria più grande è avere una società del genere, quindi con Adesso Puma, Ribellino, Antonio Di Citra, i fratelli Carnazzi, ne posso nominare non so, a migliaia, perché sono tutte persone che comunque si spendono tutti i giorni per far sì che a noi comunque non manchi niente, quindi la vittoria è dal presidente Giacomo Puma fino all'ultimo, che poi ultimo non è mai, però questa vittoria va a loro.